E come è andata a finire? Scusate, devo andare. Sì, ci vediamo. Ciao. Ciao. Che fretta, ma dove andrà così di corsa, Hai visto, Carlo? Ha rimediato una tardona. Veramente? Rimediato. Quella ce l'ha da un pezzo, è la madre. La madre? Ah, andiamo Sì. bene. Come mai mi sei venuta a prendere? Beh, sai, passavo da queste parti e allora ho pensato di farti una sorpresa. Senti, ma chi erano quelle ragazze con cui stavi parlando? Sono delle colleghe d'università. Puoi dire che studiano psicologia insieme a te? Certo. Sono tutte carine in quel modo? Pronto, casa Martinelli? Vorrei parlare con il signor Carlo. Cara signorina, le sembra questa l'ora adatta per telefonare? Non sono una signorina, sono il professor Busacchi. Ah sì? E come mai questa voce così acuta? Perché sono vecchio, signore, e anche un po' incazzato. Carlo, è per te. Tesoro, dove vai? Vado in banca a fare 2 versamenti per papà. Che cosa? Papà ti manda in banca di questi tempi. Da qua che ci vado io, che incosciente. Vaggi. Carlo? Carlo? Aspetta ad uscire. Vieni qui, mettiti dentro. Entra dentro. Cosa Qua devo non ti aspettare? muovere, un attimo solo. Lei chi è? E a lei che ce ne importa? Ho le mie buone ragioni. Permette? Ma che fai? È pazza? Mi fa il solletico. Ecco, ha una pistola sotto l'ascella lei. E per forza, sono un poliziotto. Faccia vedere i documenti. Giusto perché è una signora. Scusi, sa, ma coi tempi che corrono, lei Sì, capisce. sì, sì. Carlo, via libera. Che ora è? È l'una. È fermo. E quando arriva Carlo? E quando arriva Carla? E quando arriva Carla? Arriverà, non ti preoccupare. È l'una dopo mezzogiorno, che gli può succedere? Ma come Scusa. che gli può succedere? Non leggi i giornali? Fermo! Oh, non ascolti la radio? Furti, droga, sequestri di persona. Ma che sequestri di persone? Quelli sanno a chi devono sequestrare. Che vuoi che sequestrano il nostro figlio? Che io sono un modesto rappresentante di una ditta. E smettila, sempre a mangiare, pensi. E se fanno uno sbaglio? Uno scambio di persona, Ma eh? quale sbaglio di persone? Ma tu così gli tiri la iella addosso. Abbi pazienza. A furia di proteggere questo nostro figlio, scusa che te lo dico, sta diventando un coglione. Che sta diventando Carlo? Lo sai chi è Carlo? Sì, è il nostro figlio, lo so. Carlo è uno studioso, intelligente e molto preparato. E smettila di mangiare! Mamma mia, ma chi sta mangiando? Lo so che è preparato, però tu figlia mia, attento qua, attento là. E dove va? E che fa? E che dice? E questo viene su un disgraziato. Anzi, io sto pensando, adesso che devo andare all'estero, lo porto con me, così lo faccio sciogliere un pochettino. Dove lo porti tu, Carlo? Lo porto con Carlo, me. resta qui, hai capito? Ma aspetta, dammi almeno la forchetta, scusa. E non tentare di mangiare. Ma chi- Carlo, resta qui e non si muove. Lo so che resta qui. Me lo volevo portare con me in Arabia, hai capito? Il medico mi ha detto se lei deve andare là, se lo porti. Il bambino è linfatico, ha bisogno di sole, un po' d'aria gli fa Già, bene. è linfatico, hai ragione. È linfatico il bambino. Partiamo. Ma come partiamo? Come partiamo? Non puoi venire tu. E perché non posso Ma perché venire? non puoi venire? Dimmi perché. Ma perché? Perché gli arabi, cara mia, sono intelligenti. Mica sono come... Le donne come te non ne vanno proprio per non ne vanno proprio per Che vorresti dire? Voglio dire che le donne come te le tengono qua, vedi, così. Perché loro sono abituate con un altro tipo di donna. C'hanno la pelle nera, hai capito? Tu sei bianca come la panna. Ti posso mai tingere? E le altre donne ci stanno, Ma le però. altre donne sono nere, hai capito? Poi sono tutte avvolte negli stracci, nelle cose, sono piene di pezzi messe là, nei sarcofagi, nelle case, non escono. L'aereo. Ma quale aereo, figlia mia? Ti metti paura dell'aereo che oggi in macchina è diventato un pericolo Ho continuo, sai? paura delle hostess. Ma le hostess non ci sono. Come non ci sono hostess? Ma perché te l'ho detto, là non ci sono donne. Neanche sugli aerei? Neanche sugli aerei. Ah. È tutto un mondo di uomini. Hai capito, Ah. no? Sugli aerei ci sono questi uomini con sta barba, hai capito? Con queste cose addosso, così, coi cavalli, coi cammelli che camminano, carovane, cammelli. Non esistono Ah. donne, hai capito, no? Mi hai convinto. Però mi raccomando laggiù, stai attenta a Carlo. Sì, non ti preoccupare, stare attento, stai tranquillo, vieni con me, conosci altre persone, si sveglia un poco.
Così può darsi che si decide finalmente ad abbandonare questa benedetta facoltà di psicologia. Se riesci a fargli cambiare facoltà, Sì. sai che ti faccio? Ma Provaci. lasciami, mi fai male con queste mani, mi pare Petrus. Abbi pazienza, scusa. Ah! Che fai, te li porti? Per mangiare si aspetta Carlo. Dimmi un po', ma che cos'è questa roba? È roba che ha fatto preparare Carlo. Sì, ma di che cos'è? C'ha un sapore... È il mangiare per il cane. Papà, ma questo Lazio chi è? Ma te l'ho detto, è il mio vecchio amico, era il mio attendente, io ero il suo caporale, ma durante la guerra. Strano. Non l'avevi mai nominato. Eh sì, perché l'ho rincontrato giorni fa, chi se lo ricordava? Ma papà, come facciamo a sistemarci in due? Troppo fastidio. Ma non ti preoccupare, come troppo fastidio, me l'ha detto lui, scusa. È stato lui che mi ha invitato qua, no? Dici che lui c'ha un bungalow e sta lui solo e sta 4 mesi all'anno qua. Ha detto, portati il ragazzo e non ti preoccupare, venite giù per una quindicina di giorni. Anzi, sai che mi ha detto, caporale, non ti preoccupare, che qui risolveremo tutti i suoi problemi. Quali problemi, papà? Quali problemi, figlio mio, quali problemi? Io sono tuo padre, ognuno ha i suoi problemi, tu sei un poco condizionato, figlio mio. Qua ti devi svegliare un po', che parliamoci chiaro, qua ci vogliono le femmine. Oramai sei uomo, E pensare che mamma ci crede in Arabia Saudita, pensa se lo sapesse. Lascia perdere tua madre, non ci pensare. È proprio per lei che ti trovi in queste condizioni, hai capito? Tu ti lasci dare un po', ti devi svegliare e ti devi dar da fare, hai capito? E poi del resto che c'è di male? Siamo uomini o non siamo uomini? Se lo dici tu. Hai visto, siamo arrivati. Mia mamma, va, piglia le valigie, su, facciamo presto. Facciamo presto, su. Va, mamma. Signorina Marconcini, Che c'è, Poldo? ci sono due signori che vorrebbero essere clienti, ma non hanno la camera. Va bene, vengo io. Sono nella hall. Sì, stanno aspettando, il portiere non ci capisce niente. Si ammazzare, dice di sì. Ma che c'ha, capoccia di ferro questo? No, c'ho l'ermetto di ferro, così te impari. Non stavo a fare sabbiature e poi c'è da licarci in testa, ce dai. Si ammazzate, ma se te ripesco a fare le sabbiature qui e metto i scarponi così grossi, coi chiodi così lunghi che te la sfondo la testa però. Tutta colpa tua. E ho preso pure una zambata. È dall'alba che stiamo facendo qui sepolti vivi. Per fare che? Per vedere quella nuda. E beh, te pare niente. Ma l'hai vista bene? Io quella me la devo fare, la vuoi capire? Oh! E perché la devo guardare io se te la devi fare tu? Io sono venuto qui solo per rubare. Comunque ricordati che tu sei il braccio e io solamente, e se fa quello che dico io, e intanto io mi faccio qua la sventola. E io? Tu stai qui e te gratti e aspetti l'ordini. Ma mannaggia! Guarda, va, buongiorno. Buongiorno. Permette, Martinelli. Piacere, io sono Angela, la direttrice. Mio figlio Carlo. Ah, complimenti, è un bel ragazzo. Ma neanche lei scherza. È vero, Carlo? Bello. Papà, lascia stare, non mi sembra il caso. Che problema c'è? Ecco, i signori dicono che non hanno bisogno dell'alloggio. Sì, noi siamo ospiti di un nostro amico, Orazio Canestrari, sì. che ha un bungalow qua, però vorremmo usufruire del ristorante, del bar, come tutti gli altri. Ma non c'è nessun problema, basta che paghiate la tassa di soggiorno e il deposito. Hai visto, è tutto sistemato, D'accordo? Ah, il signor Canestrari alloggia al bungalow numero 12. Grazie. A più tardi. Grazie. Arrivederci. Che bel viso. Ah, Carlo. Poi con comodo mi farà sapere se è dello stesso parere di suo padre. Hai visto? T'ha chiamato Carlo. Ne sei simpatico. Ma dai, papà. Allora che paghiamo? 30.000 lire a persona e sono 60.000. Sciocchezze, questo. Al giorno. Al giorno. Naturalmente Ah, sì? bar, ristorante e bevande sono a parte. Ristorante e bar a parte. Dove sta Canestraro? Dove sta?
Benvenuto, Fendi. Tu nuova arrivata, io mi presenta. Gheffali. Piacere, che fa lì. Tu diventare mio clienta. Io avere orologi, cinte, tappeti lavorati a mano. No, grazie. 20.000 lire. 20.000 lire. Tappeto lavorato a mano. Bell'affare. Volere? Dare soldi? Ecco, Che hai capito? 20.000 20.000 lire turche. Sarebbero 200.000 lire italiane. 200.000 lire questo tappeto fasullo. No, no. Ridare tappeta. Ridare 20.000 lire. Ma come, ha risparmiato 180.000 lire e ti voglio 20.000 lire? Carlo, te ne sei andato. Ui, canestrale! Caporale! Bella E che fai vestito così? È la mia divisa estiva. In villeggiatura la gente fa la fanatica. Se compra tappeti, orologi. La gente oggi vuole essere presa per il culo. Lo so, la gente vuole essere presa per il culo. Mio figlio, Piacere. questo è quell'amico di cui ti ho parlato e che noi siamo ospiti. È lui. Guarda come sta combinata, hai visto? Vende la roba. Guarda la gente che va pensante per guadagnare. Specula sul desiderio d'affermazione della gente. Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare. Suscita l'interesse, l'invidia degli altri. E ci fa sentire importanti. Ammappelo quanto parla E bene. lui adesso si laurea in psicologia, lo sai. Me coglioni. È quasi dottore. Me coglioni. Che bel ragazzo, eh? Ma che aspettiamo? Andiamo al mio bungalow. Sì, e noi perciò siamo venuti, pigliava. Venite di qua, faccio strada. Sì, fa strada. E Fendi, per quelle 20.000 lire poi me le ridà con comodo, non si Ma preoccupi. quale 20.000 lire? Io non manco ci pensavo più. Caporale, Eccomi. andiamo. Sì. Venite avanti, entrate pure e fate attenzione. Ho detto attenta dove mettete i piedi. Dammi una mano. Caporale, attenta dove mettete i piedi. Me lo dovevi dire prima dove mettere i piedi. Te l'ho detto. Orazio, ma questo è il magazzino. La camera da letto dove sta? Non la vedo, scusa. Ma quale magazzino? Sta tutto qui, camera da letto. Vabbè, roba ho varia. capito, ammucene, non è cosa. Andiamo. Andiamo in un altro bungalow, perché qua non No, è tu possibile. rimani qui. Qui i lettini ci stanno e bisogna trovarli. Su, su, Mamma mia. Vai. Oddio, Dio. Papà, ecco un letto. Te l'avevo detto che un letto stava qui. Me la ricordavo. Hai ragione, ma adesso qua ci dorme Carla. E io dove dormo se non ci sono altri letti, scusa? Ci deve essere un altro letto nascosto sotto i comuni. Là. Caporale! Su, su. Oddio! Aiuto! Aiuto, caporale! Ma che caporale! Ecco un altro letto. Ah, eccolo. Te l'ho detto che c'era un altro letto. Ah, è uscito un altro letto. Dunque, allora, io dormo qua, Carlo dorme lì e adesso mettiamo un poco d'ordine qua perché è pericoloso. E io ando cazzo dormo. Vabbè, trovate una cuccia, una tana, un posto qualunque, che ti posso dire? Non mangiate, da qui. Scusi, ma le cotolette quando arrivano? Ma gliele avevo già portate. Ma che ci ha portate le cotolette? Sì, sì. No! Non ce le avete ancora portate. Allora gliele porto, un attimo. Grazie. 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 Prego. Dopo. Qui il giorno non viene nessuno. Si ritirano tutti dentro in bungalow e si cuociono due volte capino. Ma corazza non si scherza. Io voglio la pasta a pranzo e cena, perché io pago. Quando paghi? 20.000 lire al giorno. Beh, è buono, 20.000 lire, ti pare, no? Ma che ha capito? 20.000 lire turche. E quando sarebbe? Sarebbero 250.000 lire Ma non italiane. dire stronzate! Io non capisco perché ti sei rubato pure i piatti. Tu non capisci perché sei stronzo. Se vedevi i piatti scavavano subito, no? Comunque, da domani mattina colazione al sacco. Dovevo risparmiare. È solamente cotolette e banane dobbiamo mangiare. E aspetta, adesso ordiniamo pure il formaggio. E che c'hai? La fame atavica c'hai? Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Qualche problema con gli spaghetti? Guardi, si fa così. Dammi un po' di vino. Bella, bella. Quanto sei bella. Io, solo a guardarla, mi sono eccitato. E io mi sono bagnato. E non essere volgare. E poi tu che c'entri? Quella aspetta a me. Ma che hai capito? Mi sono bagnato di vino, disgraziato. D'accordo? Fine. C'è qualche problema? Il problema è che mi sono bagnato tutto. Ah, forse ho un po' debole di reni, ma non si preoccupi. Le farò avere una ricetta del professor Valenti. Vedrà che è molto efficace. Ma chi ha capito? La piccolina come sta? Bene.
Vuoi gli spaghetti? Sì, li Sta voglio. mangiando tutto, signore. Sì, grazie. A più tardi. A più tardi. Come va? Bene, grazie, grazie. Stia comodo, stia seduto. Grazie, sto già seduto. Le piace la nostra cucina? Ottima, squisita. Veramente squisita. Mi fa molto piacere. È tutto bello qua, tutto splendente. Carlo, ci vorrà ancora molto per sapere se è della stessa opinione di suo padre. Riguardo alla cucina? Ma no, riguardo a me. Beh, non è che la mia opinione conti molto, ma se devo essere obiettivo, sì, lei è molto bella. Salute. Grazie, lei è molto gentile. Salute. Con permesso? Prego. Quanto è bella, che bella donna, è una donna stupenda. Farei follie. È un salvatore. E chi è Salvatore? Boh, sarà un amico suo. Ma che cazzo me ne frega a me? Da me non ci vieni mai. Il sguardo mio non lo reggi. Te metto paura, eh? Dunque, vediamo, psicologia della conoscenza. Allora, il salvatore. Nella tipologia transazionale, il salvatore costituisce uno dei modelli più nettamente delineati. Esso definisce l'individuo sempre disponibile, pronto a correre in aiuto degli altri, pronto a consigliare, a suggerire, a dare con grande generosità e con il massimo impegno personale. Il suo intervento, sempre spontaneo ed apparentemente disinteressato, rivela però a livello subconscio una sfiducia nelle capacità degli altri e un desiderio di far prevalere la propria personalità. Oddio, questa c'ha lo stesso carattere di me. Però c'ha un paio di cosce. Il salvatore è naturalmente attratto da individui deboli e indifesi, dotati di scarsa personalità. Nel salvatore donna, questa tendenza si concretizza spesso in un amore di tipo materno e comunque protettivo. Ho capito tutto. Mo' ti frego io. Non è normale. Ma ti pare mai possibile che un ragazzo della sua età si deve mettere a studiare qua, in questo ambiente con tutta sta gente che sta in giro? Ti preoccupa che qui l'occasione non mancano. È pieno di donne. Sì. Culi di qua, culi di là. Veramente? Ah, ci sono i culi? Sì. Ah. Guarda che bella donna, guarda qua, come cammina, guarda. Quella ci vorrebbe la direttrice, quella farebbero suscitare i morti. C'ha pure una simpatia per mio figlio. Chi, quella lì? Quella è una donna perfida. Sì. Ti ride davanti e ti scureggia di dietro. Veramente. Ieri ha cacciato via 3 clienti che l'avrebbero pagata molto bene. Se porta quel poldone appresso, dice che picchia come un fabbro. Che peccato, guarda là che peccato. Non ti preoccupare che domani ti porta al campo di tennis. C'è una maestra inglese che è una vera tifomane. Ninfomane! Ah, se dice così, così. e che ne so, è una di quelle che ci sta facile. Anzi, domani gli devo andare a vendere una racchetta da tennis. E com'è bella? C'ha un culo così. Io gli faccio sempre squen. E che significa? E che ne so. Io alle chiappe gli faccio squen e quella si mette a ridere. Allora è scema. Sarà scema, ma però è buona. Tito, io qui mi sono seccato, perché non andiamo a rubare qualche cosa? Adesso non è il momento, stanno a riposare. Domattina, quando stanno tutti sulla spiaggia. E allora perché non andiamo a dormire pure noi? E facci tu, io c'ho da fare. Stai aspettando la direttrice, eh? Certo, è il momento della doccia, stavolta non mi scappa. Fai come vuoi. Senti, io sto pensando una cosa. Tu Se non noi... devi pensare, tu sei solamente il braccio. Zitto, eccola. Io mi butto. Pure io! Oh, ma non mi avevi detto che ti buttavi? Bella, sta qui dentro tutta nuda. Oh, ma allora sulla spiaggia non stavi a guardare lei. Stavi a aspettare che mi spogliavo io. Brutto frocio. Pussa via. Sì, mamma? Io sto bene. E tu? Papà pure sta bene. sì. Si è già messo a lavorare. Lavora. Senti, com'è il posto? Ma il posto è così. 4 baracche prefabbricate, sabbia, sassi. Carlo, che cos'è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
Stanno riparando le baracche perché c'è il vento la notte, forte. Hai capito? Il vento! Ma ti sei messa la maglietta di lana? Sì, la maglietta l'ho messa, mamma, l'ho messa. Senti, come si mangia? Ma mangiare? Così. Zuppa di mais, bistecche di cammello. Roba così, ma non è male, eh? Carlo, che cosa sono queste voci? Oh no, niente, mamma, sono gli arabi che litigano. Litigano! Non ci stare vicino! No, io non ci sto. Senti, mamma, io ti lascio perché sennò costa troppo, eh? Mi raccomando, telefonami! Ricordati che io sono sola! Sì, e adesso che sto facendo, mamma? Ti telefono, sì. Ciao. Che voleva? E niente, voleva sapere Rompa come sempre va, tua madre, come- rompa sempre. Che Senti, devo io dire? esco, tu che fai? No, io rimango qua, non Sì, ma esco. mi devi fare un piacere, da qui non devi telefonare, E a hai chi capito? telefono? Perché Orazio ci sta imbriacando con le lire italiane, le lire turche, hai capito? Noi con i soldi che stiamo spendendo qua, stavamo 2 anni a Saint-Tropez, hai E capito? stavamo bene, E stai qua, ma non telefonare. Va bene. Ma come mai lei è ancora qui? Ha parlato con la mamma? No, solo con la cameriera. Ah. Mamma era uscita. Che cos'è? È triste? Un po'. Ma io penso che non ci sia da preoccuparsi. Se riprova più tardi sicuramente la troverà. Certo. Lei è molto gentile, lo sa. Ma lei vuole proprio confondermi. Prima mi dice che sono bella, poi mi dice che sono gentile. Non sta esagerando? Piuttosto ho bisogno di qualcosa. No, grazie. Non le serve niente? No, non faccio complimenti. Allora posso andare. Beh, buonanotte. Buonanotte. Elvira, il telefono. Elvira, il telefono. Che stai sognando? Io sono Orazio, no Elvira. Ah già, scusami, sei data qua la mia moglie. Il telefono. Che telefono? Suona il telefono. Tu hai portato il telefono? Io ho portato il telefono. C'è il telefono. Te ha detto hai portato il telefono? Ho domandato, c'è il telefono. Io il telefono non ce l'ho avuto mai. E allora chi su? Sarà qualcuno che ha caricato la sveglia, si lo pio l'ammazza. Scusami, cosa? Io mi chiamo Orazio. Ah già, scusa, come ti chiami? Che quando non ti ricordi mi chiami così. Giacinto, più in fretta con queste colazioni. Hanno già reclamato. Ma se non ce la fai, fatti aiutare. Oh, poverino. Carlo. Che c'è? Chi è? Ma ha dormito qui? Sì, ho provato a telefonare tante volte. Mi devo essere addormentato, mi dispiace. Ma dispiace a me, sarà molto stanco. Sì, è meglio che adesso vada a dormire. Beh, certo, forse è meglio che vada a letto. Carlo, senta, aspetti. Si mette qui, si sieda. Le preparo subito un buon caffè, d'accordo? Grazie. Lei è tanto buona, sa? Ancora complimenti. Lei mi sta viziando. Piuttosto, è lei che mi sembra un bravo ragazzo. Ok, 1-0. Bella racchetta, bella chiappetta, bella racchetta, bella chiappetta. Bella racchetta, parola di Geppa lì, questa buona racchetta le spinge le palle. Sure? Troppo leggera? Ma quale leggera? Ne ho venute 2 a Mr. Borg, understand? Ok, io comprare. Quanto costa? 3.000 lire. Troppo poco, forse non buona. Ma che hai capito? 3.000 lire turche, 170.000 lire. Oh no, ora troppo, molto. Fare 150, va bene? Ok, 150 io comprare. Io vorrei fare un regalo a lei. Ci sta un giovanotto che vorrebbe imparare tennis. Girl, ragazza? No, boy. Eccola. Guarda quanto è carina. Ok. Thank you very much. Fallo venire. Squen. Sbriga da tontolone, rimbambito, corri. Attenzione servizio, devi tirare palla molto forte, ok? Do you understand? Colpo
fortunato, proviamo ancora. Scusi, Basta ora servizio, proviamo risposte. Ok, Carlo, tu gioca molto bene. Grazie. It's very, very good. Oh, Guarda come gioca a tennis. Io non lo sapevo, mi devi credere, non lo sapevo proprio che Carlo giocava a tennis. Può darsi che si è imparato di nascosto. E perché di nascosto? Può darsi che la madre... Che fa la madre? Non lo voglio dire. No, dillo. Può darsi si rompe l'amicizia, No, non lo signor. voglio dire. No, Non lo signor. voglio dire. Dillo, non ti preoccupare. Me lo fa dire? Sì. Me lo fa dire? Dillo. Può darsi la madre è una rompicoglioni. Una rompicoglione. Che è una cacacazza. Una rompicoglione. I coglioni. Guarda come gioca bene, guarda. ok, it's good. Grazie, miss. Ah. Oh, scusi, lei è molto brava, gioca con tutte e due le mani e mi fa sbagliare. Tu non mi piaci in questa palla? Buongiorno. Dillo. Che t'avevo detto? A questa gli manca proprio niente. Guarda che coscia che c'ha. E guarda che begli occhi. Belli. Proprio vicino al culo ce l'ha. Ehi, Che c'è? senti Tito, dobbiamo deciderci. Qui bisogna scogitare un piano. Dobbiamo rubare qualche cosa, altrimenti che siamo venuti a fare? C'hai ragione. Però dobbiamo fare un lavoretto fatto bene. Quando la gente va sulla spiaggia, tu freghi un sacco della monnezza, entri nei bungalow e porti via tutte le scarpe, solo le scarpe. Coi lacci? Coi nocci. Vabbè, ho capito. E tu che fai? Io sto qui, c'ho da fare, e poi in due diamo troppo nell'occhio. Va bene, va. Guarda che precisione, guarda che lancio, guarda che tira, Ma perché mi guarda a me? La palla sta di là, guarda a Io papà. guarda a te, ma E che tu mi guarda a frega me. di te? Io la scusa. palla l'anticipo. Anticipa. Guarda. Eccolo là. Guarda che precisione, guarda. Un'altra volta mi guarda. Io ti guardo a te. Ma chi te guarda? Mi stai facendo diventare strabico, mi stai facendo diventare. Sei brutto quanto la fa. Sì, eccola. Guarda la palla, guarda la palla. Shit racket. Racchetta di merda. Mi scusi. Che facciamo adesso? Io faccio doccia, tu fare in culo. Mi scusi, senta, miss, mi dispiace, veramente, non l'ho fatta apposta. Si è arrabbiato, ora l'ha preso in antipatia, non lo guarderà più in faccia. Andava tutto così bene, che peccato. Non ti preoccupare, quella la conosco io. Sì. Gli piacciono i fiori e lo champagne. Vai all'appartamento numero 5. Gli porti un mazzo di fiori e una bottiglia di champagne. Vedrai che diventerà tua. E dove lo pigli lo champagne? Chi me lo dà? E che fa lì che sta a fare? E chi è chef lì? So io. Ah sì? Lo champagne ce l'ho io. Ah sì, e quanto costa? 500 lire la bottiglia. Vabbè, allora me ne dai 2 bottiglie. 2 bottiglie. 500 lire. 500 lire turche, sarebbero 80.000 lire. 80.000 lire, ma per i turisti? Perché te chi sei? Non mi bacià, che è? Che paghi in I contanti? soldi ce l'ho dentro. Capisci? Ma è francese originale. E come no, è Pommery? Chi è che può morire? È una marca do champagne, Pommery o Musciandò? Ah sì, ci sta uno che può morire, so io. Ehi, Salve. come va? Si è riposato? Sì, grazie. Perché non si siede qui? Così parliamo un po'. Volentieri. Oh, scusi. Come va, dottor Pinzarrone? Mica tanto bene, sento un peso sullo stomaco dopo aver mangiato troppo ieri sera. Ah, non si preoccupi, questa sera le farò preparare un ottimo brodino. Grazie, è molto gentile. Ah, finalmente! A chi hai fregato questo danno? Ma ha prestato un'amica mia. Chi? Ma che te frega a te? Ma no, le scarpe non le stai hai prese? attento! Sì, ne ho un sacco pieno! Sei stato dal turco? Sì, ho rivediato pure 2 pantofole! Hai visto se c'è una rete da pesca? E ce l'avrà sì! Ho visto pure un grande baule vuoto! E che andiamo a pesca col baule? Pensa il pesce che prendiamo! Dai, spigli, forza! Ma te fossero ammazzate, tutte scompagnate le hai prese! Ce ne fossero 2 uguali! Ma che te ne frega, tanto qui sono tutti pescatori!
Zitto, ecco un cliente. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Vorrei un paio di scarpe di tela. Che numero? Mia nonna dice che porti 43. Ah, 43. 43. Eccola qua. Una sola? E che ne vuoi due? E mica sono zoppo. Ah, no. Ecco l'altro 43. Ma questa è diversa. Di colore, l'ultima moda, le usano pure l'esercito americano. E perché? E perché? E che lo chiedete a me? E che devo rispondere io, eh? No, perché lui non lo sa, ma serve ai soldati americani per distinguere la destra dalla sinistra. E quella è la sinistra? Qual è la sinistra, eh? Ma che te frega? Ma che sei il soldato americano? Tu dammi le 20.000 lire. Oh, ricordati che adesso fai parte dell'esercito americano. Ma italiano sono! Dietro, frau! Avanti, marш! Disgraziato, meno male che ci hai dato bene. Non sai più distinguere le sinistre dalle destre. Io da strozzo tutte sinistre l'hai fregate, tutte sinistre. Vado! Entra, che io mi sono ricordato Dammi di fiori, tutto. vai Fiori, presto, champagne. vado Io mi devo fare ricordo di presto. tutto. Mi sono ricordato di tutto. Accendi la luce che non si vede niente. Mi sono scordato solo d'accendere la luce. Dammi fiore. Pigli fiore, Calma, vado a piedi fretta, fiori. hai capito, no? Eccoli i qua. fiori. Attenta! Mamma mia, ma raccogli la roba per terra. Qua non arriviamo alla fine della villeggiatura, moriamo prima, Tieni i fiori. Dammi la bottiglia, su. Che qua, che cosa? Si è acceso il segnale. Ma non ti senti bene? Ecco la bottiglia, è stata ancora in fresco. Sì. Ecco la bottiglia, No. dammi i fiori. Piede la bottiglia a te. No, dammi la bottiglia. Che sta? Che? Beh, fa niente, va. Che piede la Sì, bottiglia, dammi i fiori. Aspetta, Piede la un bottiglia, momentino. dammi i fiori. La bottiglia! Che? Che è successo? Ecco i fiori, ecco la bottiglia. La bottiglia, dammi Ecco la ecco. bottiglia. Adesso Ecco dammi i i fiori. fiori. Ecco, benissimo. Che dici? Faccio una bella... Ma che? Non ti senti bene? Niente, che? Ah, beh. Senti, che dice? Faccio una bella figura? Vai tranquillo, caporale. Quella c'ha il tifo. È malata? Ma che malata? È una che c'ha il tifo. C'ha la tifomania. Ah, ninfomane! Si dice sempre Sempre così, sì. Allora io vado? Vai tranquillo, auguri. Squascia! Che state? Che succede? Oddio, che ne so? Un animale mi ha toccato che non... Squè, che? Squè. Imbecille cretino, mi ha fatto mettere a die paura. Allora io vado. Auguri, caporale. Grazie. Madonna, è turco! V'ho preso brutti ladroni zozzi. Parola di Geffalì, muove meno qui. E peccato questi brutti zozzi, che stavate a fare? Eravamo venuti a comprare qualche cosa, ve lo giuro! E noi sentito rumore, ha avuto paura e nascosto in tappeta. Ma come cazzo parli? Il turco so io. Calma! Ecco, Veramente a noi ci noi serviva volevamo una rete greca di quelle piccole che si lanciano. Ah, io! Ma cerca proprio quella che mi mancava. Però c'è una rete albanese. Ah, sì? Veramente a noi ci avevano detto greca. Albanese è uguale. Perché gli albanesi la chiamano greca e i turchi la chiamano albanese. Hai capito? Ma che dice? E i greci come la chiamano? Ma che te frega a te? Ma i soldi, le lire, insomma, i contanti ce l'avete? No, pochi. Che questo ci ammazza. Noi volevamo anche le bombole, le pinne, il fucila le per pinne. pescare. I contanti ce l'avete? Voi segnate. Segniamo, E poi quant'è? Ce la vediamo. Ma ve segno io. Buonasera, signorina. Desidera? Io sono Martinelli. Non so se si ricorda di me. Stamattina, quella del tennis, la partita là, quella... Ah, yes, bad memory. Sono venuto per il mio baby, il mio bambino. Oh.
Suo figlio è un giovane brutto. E appunto perciò sono venuta a chiedere Oh. per farmi perdonare. Oh, yes, come in. Thank you Come very in. much, very Come in. much, thank you very much, very much. Mi scusi, io non parlo molto bene inglese. Oh, prego, entra qui, sai, la gente marmoria. Mormora semmai. Oh, yes, marmora. Ho portato questi... Oh, beautiful, belli. Scusi, sono falsi, ma durano di più. Questo è champagne francese. Io non sono venuta in ristorante perché io mangiare sempre con mio tè. Tu vuole tè? No, a me non piace tè. Io perciò ho già mangiato giù a cena. Gli spaghetti, molti spaghetti. Oh no, italiano pensare solo a spaghetti. Sit down, please. Ci sono altre cose oltre spaghetti, no? Ma noi anche a altre cose pensiamo, non pensiamo solo ai spaghetti. Io perciò sto qua per parlare di mio figlio. Oh no, tuo figlio piccolo brutto, I don't like, io vuole dimenticare. Vuoi dimenticare? Vabbè. Su, beviamo? Va bene. Certo. Come preferisci. Su, dai, beviamo. Tanto che ho trovato lo champagne francese. Perciò te può morire. Ciao, come va? Bene, grazie. Io ho voglia di ballare, perché non mi invita? Ecco, veramente, io non so ballare. Non sa ballare. Ma come, un giovanotto come lei? E poi è facilissimo, venga, proviamo. Guardi, al suo rischio e pericolo, Scivolare ad occhi chiusi su un tappeto di emozioni. Che la musica c'è, la musica è, la musica è qui, la musica è sì. Dai, la prova. musica è, c'è, fa, può, sì. La Forza. musica è qui. Sia un po' più sciolto. Guardi come faccio io, Ballare, ballare, scordare il motorio del mio repertorio di cose da fare. Lasciarsi portare è liberatorio, la torre d'avorio sta già per crollare. Guardarsi ed esaltarsi per contatti e sensazioni, galleggiare, non pensare, l'impressione di volare. E la musica c'è, la musica è, la musica è qui, la musica è sì, la musica è, c'è, fa, può, sì. La musica è qui. È veramente bravo. Accidenti, come ho imparato presto. Tuffarsi, poi salire, poi cadere senza fine. Ehi! Scivolare ad occhi chiusi su un tappeto di emozioni. E la musica c'è, la troppo. Che ha? Oddio, mi gira la testa. la musica è sì, la musica Scusi, si è fatta male. No. Sono una bestia. No, ma no, forse non è abituato. Vuole che andiamo a bere qualcosa al bar? Sì, grazie. la musica c'è. Ha visto? Altro Venga, che John adesso Travolta. passerà subito. Travolta è rimasta lei. Luca, un whisky per cortesia, si è sentito male. Good, io amo champagne. A te piace champagne? Sì, veramente mi fa fare il ruttino, Sento dentro di me grande fuoco, Sì. grande voglia di fare l'amore. Sì, allora provvedo subito. Oh, sì. Sì, adesso vado a chiamare subito a mio figlio, Vado? No! E perché? No! Ma perché? Io sono venuto per mio figlio. Tu cattivo crudele, io non piace tuo figlio, No. io fare amore con te. Con me. Sì. Quando sei al largo te tuffi e peschi, hai capito? E tu che fai? Io vado a pescare dall'altra parte, così aumentano le probabilità. Va bene, se lo dici tu. Dai, sali. Piano che è una barca. Sì, non sì. è la portaerei. Piano. Piano. Rema, i remi dentro l'acqua. Ci vediamo alla solita ora. E non t'addormentai, capito? È una parola. Questa mattina alle 6 mi hai fatto alzare. Ma per forza, dopo con tutta la gente, la cacciara, i pesci se ne vanno. Ma che stai dicendo? Non c'è nessuno sulla spiaggia. Soltanto due stronzi come noi si potevano alzare a quest'ora.
vogliamo fermarci un po'? E per fare che? Già, è vero, qui ci vedono tutti. Andiamo a correre nella macchia. Ma qui c'è l'aria di mare, fa bene. Sai andare a cavallo? No. Allora oggi ti ci porto. C'è una fattoria che noleggia i cavalli. Vedrai che imparerai presto. E se ti fa piacere. Comunque non parlare, se no ti si spezza il fiato. Ce l'ho già spezzato. Oh, scusami. Vogliamo continuare al passo? Sì, va bene. già faccio giù, come bene in impasto. Ok, it's enough. Sì, it's enough, figlia mia, perché questo non significa un cazzo, sto gioco. Tengo pure tutte le palle sudate, capito? Scusa tanto. Ciao, bella. Ciao. Vieni qua. Non mi dai un bacio? Su sei. Madonna. Ci vedono tutti. E chi se ne frega? Aspetto stasera a cena. Cena e dopo cena? Aspetta. Mi fa morire! Mi fa morire! Mi dispiace, forse non ho giocato molto bene. No, sei stato bravissimo. Sì, ma sai, io sono abituato con le racchette più larghe, queste sono piccole. Tandem! E poi pure il campo non è quello olimpionico. Oh, wonderful ecco, guarda. I Le like piace? it. E se vuole io vendo, Si vende? Ah, sì. Vuole provare? Sì. Ma non si vende. No, già non si vende, no, promessa un altro cliente. Ma non è possibile. Prego, si accomodi. Dove vai? E se lì Già nella venduto, misura sua? Tu venditore? Ah sì, io venditore, io vendo tutto. Io ho bisogno di bauli per mia roba. Tu vendi a me bauli? Paolo, e come no? Ce n'ho uno che fa proprio al caso suo, stasera glielo faccio avere, Come on, Antonio, come on. Ma che sale pure lei? Sì, va bene, veramente non qui in preoccupare. French si può salire però, Senti, io salgo, però mi devi promettere che fai la pace con mio figlio. Ma io voglio fare l'amore con te, Antonio. Quello si è fissato con me, hai capito? Si è proprio Mannaggia, fissata. bellezza. Antonio. Sì, diamoci un bacio. Ma levati la mizza. Andiamo alle docce, Andiamo a docce. Andiamo alle docce. andiamo. Non siamo nata a voi, no? Ma fammi piacere. Ma sei sicuro che era un baule vuoto? E come no? Io l'ho aperto, ma poi chi sei il turco quando ce lo farà pagare? Ma che dici? Quando va a cena glielo freghiamo, no? Sì, certo, bravo. Tu mi devi levare la curiosità. Come hai fatto a beccare sto pescetto così piccolo col fucile? Beh, guarda, non è stata bravura mia, ho trovato una reticella piena. Ah sì, e dove? Sono sceso sott'acqua, no? Ah, sì? Sotto una barca, c'era un'enorme rete piena. Ho preso il coltello, l'ho tagliata e me la so fregata. Mica so scemo io. Mica sei scemo, sei stronzo! Ma no! Ti sei fregato la reticella mia, c'ero io dentro quella barca! Ma no! Buongiorno. Buongiorno. Mio fratello mi ha parlato molto bene di voi. Chi è quello delle scarpe? Sì. Cammina bene? Bene, col bastone. Quanto costa questo pesce? 1000 lire al pezzo. Ah, ma mica sono carciofi, io così non mi posso regolare. Io sono abituata a comprare tutto al chilo. Vede, qui c'è un chilo di pesche. Ecco, sì. C'ho un'idea, fa a bilancia. E come fai? Mettete dritto e allarga. Cresca. Pronti, signora? Pesce fresco! Presto, fai presto. Ecco qui. Adesso controlliamo il peso, È troppo. Ah sì? E ce ne levamo uno. Non rubatemi sul peso, però, bravi. Ecco, adesso è preciso. 1 chilo esatto. Quant'è? 10.000 lire. Bilancia. La bilancia. La bilancia. Ah, Vabbè. grazie. Buongiorno. Buongiorno. Le pesche. Ah, vuole pure Sì, le pesche. sì. Ce n'è rimasto giusto 1 chilo. Meno male. Quant'è? 5.000 lire. E ti prendi tu? Sì. Ecco fatto. Buongiorno. 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 Pesce Pietro che ritorna indietro.
Tieni i piedi saldi sulle staffe, talloni più bassi delle punte, le ginocchia più accostate, così, bravo. Ora tieni le redini basse, forza. Lasciale scorrere sotto le dita, se tiri si nervosisce. Così? Carlo! Carlo! Attento, Carlo! Vai, corri! Carlo! Carlo, cos'hai? Oh, come mi dispiace, è tutta colpa mia. Carlo, Carlo. Rispondi, non fare così, ti fa male la testa. Un po'. Dai, ti aiuto. Non fare sforzi, ora ti aiuto io. Va meglio così? Orazio mio, non ce la faccio proprio più, non ce la faccio. Margaret mi ha concesso solo mezz'ora di libro uscita e poi mi aspetto per la cena, hai capito? E ben sei contento, così risparmi Ma che pure. risparmio pure? Quelle cene con il tè e il biscottino. E poi vuol fare l'amore un'altra volta. Se non fosse che deve far pace con mio figlio assolutamente, perché io ci vado a letto per lui. Io mi sacrifico per mio figlio. Hai capito o no? Ho capito sì, che t'arrabbi. E tu mi guardi, pare un deficiente. Oddio! Oddio! Mamma mia! Mi porta Aspetta! tua! Fammi nascondere. Chi è? Vogliamo solo cenare. Non si preoccupi, tanto il ristorante è aperto a tutti. Chi è? La vedi quella signora che parla con Bold? Quella è la signora Bonifazio, un'amica di mia moglie. Quelle se mi vede sono fregato, proprio qua doveva capitare. Da davanti vede ci sono i campi da te. E laggiù lungo il viale ci sono i campi. E questa se mi vede la rovina, aiutami un poco. Non ti preoccupare, quando c'è Orazio, non devi te bencazio. Nascondimi. Mettete sotto Sì, ti prego. e non fa domande. Sì, nascondimi. Andiamo, su, andiamo. 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 Ti ricordi quando stavamo a letto e non ti veniva il nome mio? Beh. Lo vuoi sentire? No, mi ricordo, ti chiami Orazio. Lo vuoi sentire? No, ti chiami Orazio, lo so benissimo. E mo che? E mo ero io che non mi ricordavo come mi chiamavo. Poi è un ambiente bello grande, guardi. Da questa parte ci sono tutte le piscine. Ecco, c'è la piscina per i bambini, quella vedo, piccoletta, e poi c'è la Mo' è piscina proprio grande, una quella bellezza. per... Oh, lì di fronte invece c'è il ristorante. Ecco. E poi invece, guardi, qui davanti ci abbiamo 8 campi da terra. Avete proprio tutto, Tutti in terra Buongiorno, battuta. Fendi. Ma avete anche un turco, Sì, da Garbatella. Ecco, poi qui davanti sì. invece... Ora aspettati, butto giù la pasta e poi preparo la tavola. No, ma che pasta? A me mi piace la Fermo, ciccia. fermo, non aver fretta, prima bisogna mangiare. No, subito, dopo mangiato fa male. Però facciamo una cosa presto, subito, Sì. perché ho fame. Io intanto mi preparo, Ecco, sono quasi pronto. Oddio, dove posso nascondere? Qui c'è sta manco l'armadio. Vieni. Vieni, io stavo per venire, poi arriva del milanese. Muoviti, Ma sei sicuro che è di Milano questo? Sta per andare a Sicilia. Vieni qui e non parlare. No, e Qui chi c'è fiato? Qui non ci trova. Poi quando mio marito se ne va, io ti faccio uscire, capito? Tu tranquillo deve stare. Tranquillo. Sì, io sto tranquillo, sto benissimo qua, sto accesso, te pare, sto cornuto proprio adesso, doveva ritornare. Rosalia! Rosalia! Ambrosio! Bella, amore mio, bella! Sei sempre la mia stella Sadora. Cufu, tornato sei. Sì, siamo fermi a Gaeta per uno Che sciopero. bello. Sei contenta? Sì. Anch'io. Mi dispiace che tu ti stia sacrificando. Forse avevi voglia di ballare. Ma no, figurati, io qui sto benissimo. E a te piuttosto come va? Ti fa ancora male? Ma solo un po'. Senti, sai che facciamo domani? Stiamo tutto il giorno al sole. Così vedrai che ti sentirai molto meglio. Carlo, tu cosa pensi di me? Che sei un angelo di nome e di fatto. Sei buona, sei gentile. Carlo, la prima sera che ci siamo visti, mi hai detto che sono bella. Lo pensi ancora? Altro che. Certo che sei bella. Anzi, volevo dirti... Che cosa? Ecco, non so se posso osare. Ma no, osa. Credo proprio di essermi... Innamorato. Carlo, vuoi venire un momento? Scusami, è quel rompiscatole di mio padre. Ha rovinato tutto. Va bene, non preoccuparti. Sai che facciamo? Vengo a trovarti più tardi al bungalow, così possiamo continuare il discorso. Ciao. Ok. Ciao. Carlo, scusa, ti volevo dire una cosa. Permesso? Sai quella incontrata? Sì. Ma non sai... Ma va, ma che no, stai ma dicendo? senti, me lo devi far dire, vabbè, perché dico, è ma- divertentissimo, t'assicuro.
Ma che sei matto, sei pazzo? Io non lo so. Ma lo sai che quella è una iena, una perfida. Ha fatto cacciare via parecchi uomini che la corteggiavano. Papà, ma io mica la stavo corteggiando. Ah, non la stavi corteggiando? No, è lei che mi cerca sempre per farmi le sue Sì, confidenze. vabbè, ti fa le confidenze. Sapessi che mi ha detto? Che t'ha detto? Che mi ha detto? Papà, Beh, sei innamorata di te. di me. Ah. Certo, non credere che sia la prima, sai. Io piaccio. Sì. Sono tuttora piacente. Ma davvero... E poi che t'ha detto poi? Che t'ha detto? Beh, sai come sono queste ragazze moderne. Parlano chiaro, senza ritegno. Sì. Mi ha detto... tuo padre deve essere un tipo formidabile. L'ha capito subito. Chissà che farei per portarmelo a letto. Sì, come? Che ha detto? Parla, non ti capisco. Ha detto così, Parla papà. piano. Ha detto, farei qualsiasi cosa per portarmi tuo padre a letto. Ha detto? Hai capito? Ma queste sono sciocchezze, sai, queste ragazze moderne per darsi un tono fanno così. Ha detto così, porterebbe a letto. E avresti ci va, chi va che a letto questo, chi ci va? Comunque adesso dobbiamo pensare a te, eh? Lasciamo stare le cose inutili e diamoci da fare. Tu devi fare quello che ti dice tuo padre, stai a sentire. Dunque, la prima cosa, ecco qua, questi sono i fiori. Guarda qua, guarda tuo padre, conosce uomini e cose. Adesso vai da Miss Margaretta all'appartamento numero 4, ci porti questo e fai la pace. Ma perché? Ero in guerra. Così ha detto che stai in guerra, così ha detto. Vai, non ti preoccupare, vai da lei e fai la pace. E che dovrei fare? Scusa. Niente, non devi fare niente, fa tutto lei, non ti preoccupare, vai. Tu non devi fare proprio niente, vai. Su, vai, bello di papà, vai, su. Andiamo. E allora accompagnami tu No, così che mi sei spieghi pazzo, quello... no, quello vuole a te, no, vai. Datti da fare. Oddio, chi è l'assassino? Ecco, vedi, è crollato, ce ne poteva andare. Ok, però aspettiamo per vedere chi ha ammazzato il maggiordomo. Io ti faccio vedere chi ammazza te. Ma io che c'entro? Mica sto facendo la televisione. Tu stai a rompe e basta. Sì, tu hai capito. E insisti, eh? Non si sveglia. Sì? Signorina, questi sono per lei. Grazie. Papà ha detto che dovevo scusarmi. Ok, non parliamone più. Good night. Good night. È permesso? Ah, buonasera. Cara signorina, che piacere rivederla. Non immaginavo di trovarla qui. Davvero? Come sta? Bene, grazie. S'accomodi, prego. Vedo che vi siete sistemati bene. Le piace? Mhm. Sono veramente lusingato di questa sua visita. Non pensavo che fosse così decisa. Carlo mi ha detto tutto. Davvero? Carlo ha avuto questo coraggio. Sì, mio figlio è un ragazzo leale. Ha preso tutto da me. E lei cosa ne pensa? È d'accordo? E come no, se proprio insiste, io sono d'accordo, caro Angelo. Ero venuto in questo villaggio con altri scopi. Ma di fronte alla sua bellezza e alla sua insistenza, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più! Ah! No! Mi lasci! Sì, Angelo! Angelo! Signor Martinelli! Mi lasci! Oh, mamma mia! Ma forse c'è stato un equivoco. Direi proprio di sì. E lo dico pure io. Papà! Oh, madonna! Oh, mio figlio! E signorina, se mi trovo qua, che figura ci faccio? Certo che se la vede così, chissà che Sì, pensa. mi nascondo, per carità. Non dico che io sto qua. E dove mi nascondo? Sì, ma dove? Nel baule, qua, nel baule. Lei faccia finta di niente. Fischi. Salve. Ciao. Papà non c'è. No, sarà al bar. Ah, meglio. Così possiamo continuare quel discorso. Ma che hai? Ti senti male? No, è solo che forse ho preso un po' di freddo. Sai, là fuori c'era molto vento. Vorrei andare a dormire. Ti dispiace se continuiamo domani quel discorso? No. Ti accompagno. Grazie. Avanti. Fermi. Corri, sbrigati, che se no si sveglia Artur che ci ammazza tutti e due. Come facciamo a mettere questo lassù? Ma che ti devo insegnare sempre tutto? Si mette in piedi e poi si monta sopra, no? Vabbè. Madonna, quanto E pesa. sera di massello, così ci fa un sacco. Sorte. Che c'è? La mano. A mano?
La mano. Ah sì, ce l'ho a mano, eh? No. La mano mia. Stremuta. Ma sarai stronzo proprio lì a dove mi mette? Perché hai abbandonato tua piccola Margaret, Antonio? Antonio, oh mio amore, tu arriva finalmente. Che cosa vuole tuo piccolo uomo? 100.000 lire, il baule che ha ordinato lei. Vai. Oh yes, così io preparo robe parte. Vai. Senza Antonio mia vita è finita. Dai. Piano. 100.000 lire. Ecco la chiave, grazie. Si ricordi, abbiamo 12 di tutto. Grazie. A me. Cammina. Madonna. Bello baule. Ah, Antonio! Piccolo, tu tornato da Margaret, Antonio. Ma è una volta questo. Antonio, tu hai fatto sorpresa a tua Sì, Margaret. me l'hanno fatto buona sorpresa. Antonio. Come ti senti? Meglio, e tu come stai? Bene, bene. Senti, ma tu ieri sera cosa hai detto a tuo padre? Ma sai com'è fatto? Immagina le cose, poi crede che gliele abbiano dette veramente. È un mitomane. Io direi piuttosto un erotomane. Sì, ma gli dura solo qualche attimo. Gli passa subito e poi gli vengono i rimorsi. Senti, e tu come sei? Io? Oh, non senti niente? Sì, ma... Oddio, affondiamo! Calmati, non agitarti. Oddio, lo so nuotare! Carlo! Aiuto! Aiuto! Stai calmo. Tieni la testa alta. Rilassati. Su, tesoro, ce l'abbiamo fatta. Ormai siamo a riva, un altro sforzo, su. Carlo, rispondi. Carlo. Va meglio? Ah, meno male, vedo che ti sei ripreso. Carlo, hai bisogno di respirare. No, ho bisogno di te. Amico mio, oggi non ti posso accontentare. I palloncini ti posso gonfiare. E perché? Perché qualche fiera mignotta mi ha rubato la bombola del gas. Eppure altra roba. Ma se lo pio gli stronco le gambe. Parola di Jeffali. Che mica finisce qui. Sei contento che t'ho fatto pure la tuta nuova così non senti freddo? sì. E c'hai pure la bombola speciale così respiri meglio. Che del bocchettone. C'è pericolo? Posso andare tranquillo? Ma che ti succede? Pronti? Ecco qua. Vai, 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 vai. Fanculo. Vai! Spara! Se non me ne vado in orbita! Dai, non fare il disgraziato! Spara! Figlio di puttana! È scoppiato! Disgraziato! Ma che cazzo hai combinato? Che bombola è questa? Non ce la faccio più. Mi pare di farla 6 giorni. Almeno i ciclisti ogni tanto si riposano. Io niente. Non ti posso vedere. Io non t'ho potuto mai vedere a te. No, sai che ti dico, non ti posso vedere in queste condizioni. Magnate un po' d'ho sbattuto. Non lo voglio. Lo sai che famo? Escimo insieme e andiamo a cena, così ti rimetti a posto. Non voglio uscire. Non me la sento. Non mi voglio incontrare con la maestra di tennis. Orazio, se proprio mi vuoi aiutare, se sei un amico, trovami una donna. E dove la trovo? Qui sono tutte maritate, fidanzate. Cercala, ti prego. C'è sta una che la chiamano l'odalisca. E chi è?
e una che batte il lunedì, e una battona vestita d'araba. Quella lo sai che belli lavori che te fa? Ma che lavoro? Ma che hai capito? Non mi sputare in faccia quando parlo, non sputare. Ma sta donna per chi è? È per mio figlio Carlo che non riesce a combinare niente. Questa può essere pure pagata. E quando vuole. 6.000 lire. Turche. No, arabe. O tagliamo in faccia la borsa. Hai cambiato nazione. Trovami un italiano. 6.000 lire italiano. Però non ce la faccio più. Signora Martinelli. Buongiorno, signora Bonifazi. Come va? Grazie, bene. E a proposito, suo marito come sta? Bene, grazie. Abbastanza bene. Però non vi ho più visti. Oh, dopo l'intervento siamo stati a fare un piccolo viaggetto. Ah, sì? sa? Sì, qua, là. Ah, bene. A proposito, complimenti. Ho visto suo marito, mo sta di un bene con la barba. Ma guardi, mio marito non ha la barba. E poi adesso è in Arabia Saudita con Carlo. Oh, forse mi sono sbagliata. Eh già, si è sbagliata. E dove l'avrebbe visto? Eccoci qua. Certo che fa un gran caldo e ha tanta sete. Anch'io, non vedo l'ora di bere qualcosa, Che metti a che diamine! Scusi, ma al bar non c'è nessuno? Se hanno pazienza un attimo, il barman sarà qui fra 2 minuti, ma se hanno fretta vado a chiamarlo. Beh, non importa. Piuttosto, come si sta qui? Bene, direi. Non si lamenta nessuno. E come fa una maschile? Qualche giovane c'è, per lo più però si tratta di famiglie con bambini. Che fregatura, era meglio se i ragazzi ce li portavamo da casa. Ma sempre gli stessi, no, è una barba. E poi chi ci veniva? Beh, qualcuno ci sarebbe venuto, non so, Marchetti, De Rosa, Impronta, Martinelli e... Martinelli. Figurati, sempre attaccato alla madre, è un timido. Non lo sottovalutare, Martinelli. Sembra timido, ma in fondo ci sa fare. Zitto zitto, col si bemolle, mi ha portata a letto. Ah sì, pure io ci sono stata a letto. Ah, e quando è stato? A Carnevale, quando vincemmo in coppia la gara di rock. Insomma, sai come vanno certe cose. E poi... Sì, lo so bene. Quando non avvicino la madre, quello... Non mi dire che ci sei stata anche tu. Sì, in piscina, durante le gare regionali, nell'intervallo fra i 100 stile libero e i 200 delfino. Ah, fantastico. E come hai fatto a gareggiare? Ma non gareggiavo io, gareggiava lui. Non può essere lui. Senti, Angela, avevo pensato. Carlo! Chi c'è? Ehi, ciao! Bene, ciao, Carlo! Che fate qui? Come stai bene? Angela! Stai abbrondatissimo, stai benissimo. Anche voi state bene? Cosa fai da queste parti? Sono qui con mio padre. Davvero? Allora ci vedremo. Sono Ciao. contenta di vederti. Ehi, c'è la radio! Ci possiamo rubare la radio e la ruota di scorta. Ma che dici? Non vedi che hanno lasciato le chiavi infilate nel quadro? E vabbè, che ce ne facciamo delle chiavi? Ma ci rubammo tutta la macchina, deficiente! Ah già, ma non ci avevo E pensato. tu non devi pensare, la mente so io! Ai posti, ai posti! Piano, vabbè. Pronti? Pronti? Via! Via. No, che c'hai in mano? Muovete! Niente ricettatori, eh? Cambiamo la targa e la vendiamo. Dai, metti in moto. Dai! Oddio, e che è successo? Forse è finita la benzina! La benzina! Scappavo se no ci restano! Sì, sì. Dai! Dai, Tito! Madonna, Tito, ma Corri! Fu, forza! Attenzione! Fammi passare che c'è la precedenza! Tito, dammi la mano! Ho già sposato! Allora, arrivederci. Scusate tanto, non è per cacciarvi via, però dovete capirmi. Oh no, figurati, ci mancherebbe. Ma che fai? Lasci l'auto aperta con tutte le chiavi? Non ti preoccupare, c'è l'antifurto che blocca la benzina. Ah, che raffinatezza. Ciao, eh. Ciao. 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 E se ti fai incastrare, non dimenticare di darci confetti. Ciao. Sì, ciao.
Ciao. Ciao. Angela. Porco! Angela, tu hai ragione, però... Farabutto, lascia almeno che ti ipocrita, spieghi. cretino! Ma insomma, quella roba che riguarda il passato. Le ho mandate via quelle ragazze. Non mi porta niente del tuo passato, non mi interessano le tue esperienze, è il tuo modo di fare che mi offende. Sei un ipocrita, sleale e bugiardo. Ti atteggi a ragazzino timido e indifeso, invece sei un porco, un donaiolo. Dici che non sai nuotare, non sai ballare. Vigliacco. Ma lo vuoi capire che non è colpa mia? È colpa della psicologia transazionale. Che cosa? Ma che cavolo dici? Angela ha ragione. Se a un bambino piacciono i cioccolatini, che cosa gli regali per farlo contento? I cioccolatini. Se a una ragazza piacciono gli animali, che cosa le regala il suo innamorato? Un cagnolino, un micetto. Mi stai prendendo in giro? Ma no. Tu sei attratta dalle persone deboli, indifese. Dalle persone che hanno bisogno di te, non puoi negarlo. Io ho cercato di essere così, il tuo ideale di uomo. E invece sei un cretino. Io volevo fare di te un uomo spregiudicato, disinvolto, coraggioso. Certo, ma appena ti sei accorta che ero così, mi hai presa a sganassuto. Perché tu mi hai ingannato, sei un falso, un ipocrita, vattene, è tutto finito. D'accordo. In ogni caso voglio restituirti quello che ti ho estorto con l'inganno. Comunque ti amo. Antonio? Antonio? Antonio! Zitto, non gridare! Ma come? Ti sta strilla a cercando e nascondi? Per cose mie, stai zitto, che strilla a fare, scusa. Lo sai oggi che è? Che è? Lunedì. E domani è martedì. È già arrivata l'odalisca. Per Carlo. E che devo fare? Mo te va più a tuo figlio. Io la porto al bungalow e quando è lui, io esco e me ne vado. Guarda che casino per quello stronzo di mio figlio. Vieni qua, abbi pazienza. Vieni qua, quello ci sta l'inglese che mi sta perseguitando. Sei innamorato follemente di me, mannaggia, hai capito? E non ce la faccio più 4-5 volte, non è possibile. Non ti preoccupare, l'ho vista io l'inglese. Sta a giocare a tennis Ah, con sì? un fustaccio alto 3 metri. meno male. Te pare sta a pensare a te? Sta a pensare, fino a mo' mi ha pensato che sono un nano io, scusa. Veramente, Sant'Antonio mi ha fatto sta grazia e se me la fa pure per mio figlio, gli regalo un cielo di 2 metri, alto così. Ce l'ho io. Sant'Antonio. E il cielo alto 2 metri. Ah sì? E quanto costa? In amicizia mi dà 4.000 lire. Ah, dammelo tu, uno per me e uno per 2. mio figlio. T'ha capito? 4.000 lire turche sarebbero 400.000 lire italiane. Che non mi ambracavo, Dammi i santa soldi. italiana. Dammi Che i ci soldi. azzeccano i turchi. Stai fermo. Dammi i Stai soldi. fermo che stai. Dammi i soldi. Con tanti bungalows proprio qui, il turco prima o poi ci prende. Ma che ci prende? Ci sei voluto andare più a pescare, adesso ci dobbiamo fregare qualche cosa. Ma qui è tutta roba ingombrante. Ecco, guarda, ci sentiamo le canzoni. Che canzone? Posa sta schifezza. Ciao, Valiccio. Vieni. Ma no! Non è disgraziato, stai a te! Beh, sta buono, no? Mamma mia! Questo totem e tabù deve essere il libro turco. Dai, svuotami la valigia. Portiamoli via con la valigia, no? Ma qui in paese che leggono sti libri, i pescatori sanno tutto sui pesci, dell'altra roba che gli frega. Madonna! Che è? Il turco! Ma che te frega del Guarda, turco? il turco sta venendo di là! Oddio, oddio! Mamma, i turchi! Pensa se chiudeva a chiave! Ai. Fetentone disgraziato! Chi è? Io apri! Entra! Ai. S'accomodare. Tu piacere all'ambiente? Si effendi. E fendi? Che parliamo la stessa lingua? Io poco parla, perché molto tempo che ho lasciato mio paese. Fare vedere il tuo vicino. Non oso, bel maschio. Fare vedere il tuo vicino. Mia legge lo vieta. Il nostro paese oggi è civilizzato. Fanno vedere certe chiappe e così. Io chiedo solo da vedere il tuo vicino. No. Hai visto chi è? È Caterinella, il frocio di Terranova. E chi è? Quello che fa il giro di paesi. Il lunedì vi è qui a Sant'Elia. Dica, la camera del signor Martinelli è figlio. Bungalow numero 12, signora. Dov'è? È in fondo al corridoio a destra, dopo la piscina. Presto, va a chiamare Carlo Martinelli sulla spiaggia. Digli che c'è sua madre, corri! Bel culetto d'Oriente.
Square. Io ho voglia di fare amore. È questa mia ora preferita. Io non posso. Ma un bel giovanotto, vedrai che ti soddisfa. Ma mi piaci Butta te. giù le mani. Io voglio amare te. Su, Te. semmai dopo. Bel visetto d'Oriente. Oh. Ma che te fa a barbacalametta? Ma che sei un uomo? Beh, che c'è di male? Square. Square a me, brutto frocione zozzo che si cambia le carte. Io vi ho una batteria di bombole data in faccia, sa, a finocchione zozzo. Peggio per te, non sai che te perdi, brutta stronza. Ma vattene a fanculo, frocione di San Basilio. A me. Che faceva là dentro, Ma chi- eh? Ma che te frega, strega! Vedrai che succede là dentro, adesso arrivo io! Chi è? Chi è? Buongiorno, signor Turco. Che state a fare qua dentro? Niente, siamo venuti a comprare una cosetta. Che cosetta, così. Ce l'avete i soldi? No, segniamo. Segnate. Come segno io? Capisce sempre. Antonio! Anche l'araba ti sei portato qui! Oh, Carletto, la valigia di Carletto, amore di mamma. Oh, dove t'ha portato sto sciagurato? In un tugurio! Lontano dalla mamma tua a studiare, da solo. Carletto mio, dove sei adesso? E se l'hanno rapito? L'hanno rapito! Orazio, dove sei? Eccolo il Giuda! Verme! Orazio, dove sei? Oh, scusi, signora. Elvira! Oh, mamma mia! No, sì, aspetti, un momentino. Sì, hai ragione, sì. Volevo dire, aspetta è un questa la tua Io avevo paura missione? che tu- Eh? No, forse- Ma io? Aspetta un momentino, scusa, Giudi. Sì. E facevi bene ad aver paura, perché io adesso t'ammazzo! Aspetta un momentino! Ma no, aspetta, amore, aspetta! Dov'è mio figlio? Dov'è? Te ne stai a fare il porcone con le tue donne, eh? Ma quali donne? Io sono venuto qua per Carlo! Va bene, donne! Questo è il ringraziamento di tutti i sacrifici che ho fatto! Buone! Non offendere mio figlio, sai? Ma no, io non l'ho offeso, l'ho portato a vivere, a divertirsi, a conoscere le Sei donne! un pazzo! Il mio Carlo non farebbe mai cose simili. Sono sicura che non l'ha fatte. Che male ho fatto entrare qua? Comunque chiederò il divorzio e Carlo lo daranno a me. Non ti illudere che il giudice appena ti vede non avrà dubbi! Esci! Come madre sei uno strazio e come moglie hai chiuso bene, Quanti siete là Come dentro? moglie sei una stronza, hai capito? Quanti siete là dentro? Dov'è, disgraziato? Sbarcacci vostri. T'ho preso! Lasciatemi, lasciatemi. Io mi sono stufato a piare pizze. Con sto fio m'avete fatto due palle così. Io posso testimoniare che il caporale è una brava persona. Ha seguito sempre il figlio. Ci stava a stendere le gambe con l'inglese. E io dovrei credere al testimone così? Con questa faccia? Prezzolato per di più. Ammazza come No, può continuare con quelli là dentro? No, I mortacci tua. Noi non siamo prezzolati perché non ci hanno dato una lira. Io le posso assicurare che suo marito è una gran brava persona e che suo figlio È un figlio di una grandissima puttana! Ecco, te l'ho detto, state zitto! E tu, verme, tu ti devi ricordare che Carlo è mio figlio e io me lo gestisco come mi pare. Lo so. Quindi tu da questo momento ti fai questi trascetti e te ne torni. Capito? Hai capito? Io sono un orfanello, No, dove tu vai? sei un figlio di una mignotta e tu non Ma hai che capito sta piagli che Carlo è sempre? tutto E per te me. se può toccare. Tutta la mia vita. Sì. E la sua mamma avrà cura di lui per sempre, hai capito? Signora, Carlo! Bambino mio! mi spiace, ma da questo momento sarò io che avrò cura di lui. E spero che Carlo si occuperà anche un po' di me. Perché credo di essere un po' incinta. Hai capito? Stronzo, È morta? No, è solo svenuta. Che peccato. Ma sei sicuro? Sono sicuro sì. E quando muore questo? Ciao, Ciao, signora. papà. Buon viaggio, Grazie. Ciao, papà. Ciao. Divertitevi.
Ma che tu parti? Io no. E allora questa bava fratello, che fai? Ciao. Ciao. Che mi facci a fare? Ciao. Andiamo. Ehi, fermo, me la consumi. Dai, andiamo. Disgraziato, stai attento! Ciao, papà. Buon viaggio, eh? Arrivederci, ragazzi, mi raccomando. Arrivederci. Fateci sapere È notizie. stato un bel matrimonio. Sì, sì, ciao. C'è Ciao. stato pure un bel pranzo. Hai mangiato come un maiale, hai mangiato. Auguri. Ciao, bella, ciao. Ciao, saluta la mamma. Mi dispiace che non sia venuta. Vabbè, non ti preoccupare di mamma, che ce ne fotte. Ciao. 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 Ciao, ciao, divertitevi. Ciao, un bacio a mamma, eh. Grazie, grazie. Grazie, Non grazie. pensate a niente, eh? Non pensate a niente. Ma come si fa a Ciao, pagare? Che fa? ripeto quello che mi ha detto. E non ripetere. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Buon figli viaggio, miei. buon viaggio. Buon viaggio. Allah. Caporale, ho pensato tutto io, viaggio, prenotazioni, treno. E vabbè, quanto devi avere? 120.000 lire. E poi te le do subito. Ecco qua. 100. 10 e 20. Ecco fa. Che hai capito? 120.000 lire turche. E quando sono? Sarebbero 1.200.000 lire. Ma va, che sono partito con il treno, mica sono partito con Ciao, l'aereo. Arrivederci. Ciao. Sì. Ciao, Ciao. ciao. Grazie. Ciao, ciao, grazie, Turco. Segni tutto, Ciao. che poi facciamo i conti. Ciao, ciao, Grazie, Caricominciamo, grazie. caricominciamo. Vieni, Turco con me. Vai. Mortacci vostri. Lei chi è? Sono il conduttore. Mi dica, signore. Documenti. Ma quali documenti? Documenti! Ma se proprio ci tiene. Alzi le braccia. Subito. A sua disposizione.